Benvenuti, bentrovati, eccoci al nostro consueto appuntamento dedicato al mondo dello sport attraverso la nostra e vostra web tv www.venetoglobe.com. C'è il settore sportivo con il sito streamingsport.it, c'è naturalmente la radio per quanto riguarda gli audio delle nostre produzioni, VG Radio, venetoglobia.radio. Per quanto riguarda invece il digitale terrestre, canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia, vuol dire Caffè TV24, l'emittente del nord Italia, ogni sera intorno alle 19:40, 19:45 circa, nella seconda parte della serata e poi la replica, l'ultima, nella primissima parte del mattino. Andiamo subito a vedere quali sono le principali notizie anche per oggi ed è ancora una volta un TG sportivo ridotto, molto ridotto, perché poche sono le nostre produzioni, come potete capire e saprete, coronavirus e attenzione massima nello sport, quindi porte chiuse per tante attività sportive, non soltanto la Serie A, ma tutte le categorie anche del calcio minore, degli sport minori. Ottimismo comunque del ministro Spadafora, mentre scoppia un caso diplomatico con l'Ungheria nel basket femminile. Si parla di revoca per lunedì, nonostante le vittime siano purtroppo salite ad 11, soprattutto anziani con altre patologie. Parliamo di Champions, ieri sera al San Paolo di Napoli con la compagine di Gattuso, il Napoli che è passata in vantaggio con Mertens, poi riaggiunto da Griezmann, 1-1 il risultato finale, diciamo che sarebbe stato meglio decisamente un 1-0, adesso la partita di ritorno mette parecchia paura naturalmente agli uomini di Gattuso. Nell'altra gara Chelsea-Bayern è terminato 3-0 per il Bayern, surclassata in casa a Londra il Chelsea. Questa sera tocca alla Juventus di Sarri che a Lione affronterà i francesi e dicono senza paura alcuna. Nell'altra gara al Bernabéu di Madrid si affrontano Real Madrid e Manchester City, questa è un'autentica partita da non perdere. Domani tocca invece all'Europa League con l'Inter di Conte che cambia tutta la formazione o quasi tra coppe e campionato. A proposito di Inter, la gara di campionato, ovvero il derby d'Italia tra Juventus e Inter, molti vorrebbero e hanno chiesto che potesse e possa venire trasmessa in chiaro su TV8, ma sembra che non si possa fare per questioni legali. Oggi sono scattati intanto i mondiali maschili e femminili di ciclismo su pista a Berlino. Berlino ospita la manifestazione che inizia con le qualificazioni del quartetto nel maschile e quartetto velocità olimpica e scratch 10 km nel femminile. È Mencarelli il nuovo tecnico del Bisonte Firenze Volley dopo l'esonero di Caprara, un arrivo atteso ma che tutti pensavano potesse confermarsi nella prossima stagione. Invece Mencarelli ha allenato fino a dicembre, pensate, l'altro club toscano, ovvero lo Scandicci, Savino del Bene Scandicci, e adesso passa al Bisonte Firenze e ci va da subito. Durante l'assemblea di Lega Basket a Bologna è stata ufficializzata la nomina dell'ex dirigente del Milan, eccolo qui Gandini in foto, ai vertici di Confindustria dei Canestri, cosiddetto. Il ruolo dovrebbe essere quello di amministratore delegato, che è un ruolo nuovo, giovane, è un ruolo particolarmente da riscrivere, particolarmente da ridisegnare. E adesso siamo sul Benetton, in Pro 14 il Benetton ha perso a Cardiff, sabato a Monigo si sarebbe dovuto giocare contro l'Ulster, ma per l'emergenza coronavirus la gara sarà rinviata a data da destinarsi. Oggi noi eravamo ai campi, la nostra troupe era ai campi della Ghirada di Treviso, gli allenamenti si sono svolti regolarmente sia in palestra che sul campo, abbiamo effettuato anche delle interviste che domani vi proporremo e ci avviciniamo così a quegli incontri fissati, a cui il focus è fissato, e cioè tra una quindicina di giorni contro l'Ulster. La pallavolo, anche qui per quanto riguarda l'Imoco Volley Conegliano c'è la sospensione del campionato, come saprete, non si gioca né mercoledì né sabato, sospesi i campionati sia per quanto riguarda il femminile, il maschile, il settore giovanile, sempre per quanto
concerne le zone di competenza purtroppo di coronavirus. Nella pallavolo maschile, per esempio per il Monta di Livenza, aveva già indicato la giornata del 1° marzo, dove ospitare Cuneo. Bisognerà vedere adesso se si potrà giocare a porte chiuse oppure no anche il 1° marzo, perché il 1° marzo è compreso nei giorni di stop. Però ci sono questi problemi che non sono soltanto per il calcio, ma appunto per basket, pallavolo e tutti gli altri sport. Citavo il basket, la De Longhi per esempio non gioca da 2 settimane partite ufficiali, ha disputato delle amichevoli e ne doveva ospitare un'altra di amichevole, e l'ordinanza vieterà, l'ordinanza sul coronavirus, a meno che non si giochi, ripeto, a porte chiuse, vieterà l'amichevole con Mantova e poi anche il match contro Trento, quindi ci si vedrà e ci risentirà tra una quindicina di giorni, tra una decina di giorni al massimo, se le cose andranno bene. Per quanto riguarda il calcio, è l'unico che riesce a mediare questa situazione, insomma si gioca in qualche campo a porte chiuse o a porte aperte in alcuni settori del campo, alcuni settori di campionato, cioè la Serie B per esempio, mentre la Serie C, ovvero la Lega Pro, ha cancellato 35 partite da qui al 1° marzo, poi se occorrerà spostarsi più avanti vedremo cosa succederà. Venerdì si torna in campo in Serie B con Entella Crotone, mentre sabato toccherà alla Cittadella ospitare la Cremonese, l'Empoli ospitare il Pordenone, Venezia in casa contro il Cosenza del trevigiano Beppi Pillon e poi la partita del Chievo-Verona in casa contro il Livorno. Per quanto riguarda la Serie C, vi dicevo, annullate 35 partite, la Serie D segue lo stesso iter, lo stesso itinere, insomma vedremo poi nel dettaglio quando, come e dove si potrà giocare, con spostamenti anche per quanto riguarda la Coppa, perché si intramezzano appunto questi obiettivi e queste partite. Per esempio ritorno su un discorso che ha fatto il presidente Garbellotto dell'Imoco Volley Conegliano, che è un discorso che può andare bene anche per una squadra non di pallavolo in questo caso. Garbellotto ha dichiarato che per giocare, per recuperare 2 partite, ancora la sua squadra, o quantomeno una squadra, può ancora farcela. Se le partite diventano di più, la cosa diventa molto molto complicata e difficile, soprattutto in questo caso per l'Imoco, che dovrà giocare Champions, dovrà giocare campionato e poi concentrarsi appunto sul finale di campionato a data unica il 9 maggio. L'eccellenza subisce la stessa stregua di tutti gli altri campionati, idem la promozione e così pure tutti gli altri, prima, seconda e terza categoria. Chiudiamo come di consuetudine facciamo ricordando che il Ponzano di basket in Serie A2, anche qui coronavirus permettendo, andrà in campo, vedremo cosa succederà, se si giocherà nel prossimo weekend oppure si chiuderà tutto. Per quanto riguarda la Ruker, ancora giochi aperti, attendiamo di sapere se la partita con Bernareggio, con molta probabilità, con il 99,9% salta e quindi non si disputerà, non si giocherà, si punteranno gli obiettivi e i focus soltanto sulla Coppa Italia che a Ravenna dal 6 all'8 di marzo terrà agganciata appunto 8 squadre per giocarsi la finale poi, e tra queste 8 squadre c'è la Ruker di Marco Mian. È un diciamo, non sappiamo se dire un brutto momento o un bel momento, perché la possibilità è quella di concentrare la fisicità e la preparazione solo sugli allenamenti senza doversi concentrare su partite che capiterebbero in mezzo, però sta di fatto che l'ultimo obiettivo, l'unico obiettivo, uno degli obiettivi principali per la Ruker era proprio questa Coppa Italia. Prepararla così forse non era nelle intenzioni di Marco Mian, anche se la fortuna può sorridere un po' perché recupererà un po' tutti i giocatori, quindi da un lato insomma questa sospensione non ha portato nemmeno così tanto male. Abbiamo terminato il nostro appuntamento più ridotto, siamo sui 10 minuti, di solito andiamo sui 15 più o meno con le nostre interviste. Ci risentiamo domani vi promettiamo l'intervista appunto per quanto riguarda almeno il rugby, che si è allenato regolarmente per quanto concerne il Pro 14 e il Benetton. A tutti voi buona serata e buona giornata.